Ben ritrovati in questa primissima mattinata insieme, parlando di mattine, ne arriveranno presto di particolari. Mattine naturali è il titolo di questa iniziativa della quale parleremo oggi insieme a Luca Brambullo, che è psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno. E ad Emis Ermacora, che è il presidente del gruppo viticoltori dei Colli Orientali del Friuli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, localizziamo intanto il tutto, che è a Corno di Rosazzo e dintorni. È un'iniziativa sì legata alla natura, insomma anche al benessere, soprattutto al benessere, ma anche alla valorizzazione del territorio. Insomma, mette insieme queste due direttrici, queste due intenzioni in una maniera inedita. Perché com'è nata l'idea di mettere insieme e di creare questo progetto? Le persone fanno una vita sempre più innaturale. Allora volevamo fare qualche cosa che unisse il benessere della persona con un bel territorio, stare bene nella natura. E questo prevede anche tutte le abitudini, non so, il dormire, anche il mangiare, anche il bere. Quindi abbiamo pensato a qualche cosa che coinvolgesse le abitudini della persona in toto. Quindi abbiamo pensato a questo ambiente che è molto bello, a fare un lavoro di tipo psicologico legato al benessere e anche legato a una possibile buona educazione alimentare. Qua stiamo vedendo qualche immagine che poi spiegheremo nel dettaglio cos'è, perché adesso stiamo dando un inquadramento generale di quelle che sono le mattine naturali che verranno presentate il prossimo 8 maggio a Villanachini, a Corno di Rosazzo, e poi prevedono 5 date, se non sbaglio: domenica 12 maggio, domenica 26 maggio e poi a giugno, sempre di domenica, il 9, il 23 e il 30. Ha usato un noi, il dottor Brambullo, un noi che coinvolge appunto lei, una naturopata. Sì, esatto. E poi anche il gruppo rappresentato da Emis Ermacora. Sì. In che modo siete inseriti in questo progetto e perché avete accettato questa idea? Allora, lo abbiamo accettato per il semplice motivo che il gruppo viticoltori nasce anche per promuovere e valorizzare il territorio. Quando il dottor Brambullo mi ha presentato questo progetto, l'ho accolto subito, perché in questo progetto di vivere la natura in maniera diversa si può apprezzare il nostro territorio, quindi i nostri vigneti, la realtà anche di Corno di Rosazzo, che rientra all'interno del contesto dei Colli Orientali, e quindi riuscire a coinvolgere maggiormente, diciamo, il turista o le persone ad apprezzare non solo il territorio ma anche i prodotti del nostro territorio. Infatti nel progetto c'è anche la possibilità, a fine lezione, di poter degustare tutte le, diciamo, le piante che vengono viste durante la visita, quindi durante, diciamo, questa passeggiata con delle esercitazioni arcaiche, e quindi completare un ciclo per poter apprezzare meglio sia il nostro territorio che i prodotti del nostro territorio, e quindi poter a 360 gradi apprezzare una mattina in mezzo alla natura. E allora, come si svolgeranno queste mattinate? Entriamo nel dettaglio, spieghiamolo bene, cosa si farà? Avremo un momento comune di condivisione di prodotti, di assaggio, quindi cominceremo a camminare per questi sentieri, per questo panorama. Periodicamente ci fermeremo e faremo dei movimenti nella natura. Non li chiamo esercizi perché esercizio dà un'idea di schematico. Okay. Movimento è molto più libero. Quindi noi faremo questi movimenti molto naturali, ciascuno li farà secondo il suo livello, nel senso che sono movimenti che sono adatti a tutti e che possono essere sia per il potenziamento dell'atleta che per il benessere della persona normale o addirittura giù di forma in quel momento. Questi movimenti saranno una cosa che porterà un contatto con il proprio corpo, una riscoperta del proprio corpo, daranno un effetto benefico, non so, su chi ha il mal di schiena, su chi ha le cervicali, e allo stesso tempo, per la loro natura specifica, daranno anche un potenziamento, una riscoperta del benessere emotivo. Tutto questo seguendo un approccio particolare che lei ha scoperto, sta studiando e sta applicando proprio nella sua attività professionale. Sì, non l'ho scoperto io, magari l'avessi scoperto io. Che ha scoperto l'esistenza di questo approccio, insomma, e l'ha fatto proprio. Sì. Nel mio lavoro di psicologo mi sono reso conto che tante volte parliamo troppo o siamo troppo lontani dalla nostra naturalità, facciamo una vita mentale che molte volte diventa il punto di partenza della nostra infelicità, dei nostri problemi. In natura esiste
il movimento che è in sé benefico. Banalmente basta che facciamo una passeggiata in un giorno di sole e ci cambia l'umore. Se questa passeggiata nel giorno di sole la facciamo riscoprendo quelli che sono i movimenti biomeccanicamente corretti, che biomeccanicamente appartengono alla specie, automaticamente ne avremo un profondo beneficio. È un meccanismo legato alla selezione naturale sostanzialmente. La natura premia ciò che funziona e scoraggia ciò che non funziona. Se cammini nel modo giusto, se ti muovi nel modo giusto, ne avrai un vantaggio sia a livello articolare, di scioltezza, che emotivo, di serenità, benessere, forza. Quindi il principio del movimento arcaico è questo, è la riscoperta di come i gesti possono essere fatti in maniera, diciamo così, originaria. Ma stiamo vedendo alcune immagini perché poi esiste appunto questo... Stava parlando del movimento arcaico, poi c'è proprio un sito dedicato e su YouTube ci sono appunto alcuni, non dico tutorial perché è brutta come parola, ma insomma viene spiegato di cosa si tratta, come si pratica, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa importante, noi lì vedevamo alcuni esercizi particolari, verrà valutato comunque quello che è esercizi non è la parola giusta, movimenti particolari, verrà valutato comunque il livello delle persone che partecipano, cioè non sarà nulla di difficile, sarà tutto molto naturale in questo senso. Per esempio, quello che abbiamo visto con le pietre. Quando una persona si sdraia sulle pietre fa molto effetto vederlo, sembra una cosa molto dolorosa. In realtà inizialmente un po' lo è, perché siamo tutti molto contratti, molto tesi. E poi cosa succede? Poi succede che naturalmente, per una questione neurologica, il corpo riconosce questo terreno come proprio, come potrebbe fare un gatto, un cane che si sdraia sul terreno, automaticamente comincia a rilassare la schiena. Dopo un pochino di tempo non è meno comodo di un materasso, con il più il vantaggio che sta massaggiando la schiena e la sta rilassando. Quindi questa cosa un po' schinostrana diventa un'occasione di rilassamento della schiena. Poi che cosa succederà? Che una persona a schiena rilassata vedrà anche le cose in maniera diversa, proprio le vedrà, le vivrà in maniera diversa. E quindi una cosa tutto sommato banale raggiunge questo obiettivo. Interessante, proverà anche lei? Proverò, sarò nel gruppo. Partecipare come sostenitore dell'iniziativa, insomma l'organizzatore proverà questa... Ci proverò, sì, perché comunque alcune prove le abbiamo già fatte, abbiamo già visto alcuni percorsi, sono stati molto interessanti e anch'io confermo che comunque ho rivisitato luoghi che conosco da tempo in maniera diversa, vista in ottica diversa e apprezzati in maniera diversa, quindi diciamo a fine dell'esercizio prova, neanche esercizio, dell'esperienza, insomma, perché non è stata una bella... non diremo mai più la parola esercizio. No, dell'esperienza a prova veramente ho rivisitato in un'ottica diversa sia l'ambiente che io conosco che anche l'esperienza comunque, ed è stata anche molto rilassante, questo lo posso confermare. Quindi un testimonial. Io sono stato proprio il testimone della prova che ho detto, boh, all'inizio sì, per valorizzare il mio territorio, visto che è il mandato del nostro gruppo, però sono stato molto contento e spero di poterne fare più esperienze e quindi più eventi di questo genere che valgono. Le prime occasioni appunto ci saranno, poi ricordiamo le date, eventualmente anche dove informarsi, poi ci sarà una serata di presentazione, per cui insomma vi diamo tutti i riferimenti. Villa Nachini sarà il punto di riferimento, quindi si partirà da lì e si arriverà lì con diversi percorsi che appunto mi dice avete studiato, con una conclusione della giornata anche appunto culinaria, sì, qui in abbinamento sia dei cibi che del loro effetto benefico, quindi diciamo, studieremo determinati abbinamenti che verranno presentati ai, diciamo, ai partecipanti all'evento e quindi tutto quanto. C'è un numero chiuso, chiedo? O... Sì, la dimensione ideale del gruppo non supererà le 12 persone. Ok. Sarà un lavoro specifico in cui gli individui possono avere il loro spazio. Per informazioni, quindi, ricordiamo intanto che l'8 maggio alle 20:30 a Villa Nachini a Corno di Rosazzo viene presentato il tutto. 5 sono le date, il 12 e il 26 maggio, il 9, il 23 e il 30 giugno, sono tutte domeniche. Per iscriversi, contattarvi, come possono fare da casa?
Possono intanto andare sul nostro sito del gruppo Viticoltori, dove troveranno tutte le informazioni del caso, che le abbiamo messe sia sulla pagina Facebook che sul sito del negozio. Gruppo Viticoltori? Gruppo Viticoltori. Il sito come... Allora o si può scrivere a negozio @colli-orientali.com oppure info@colli-orientali.com, e lì troverete un operatore che vi risponderà su tutte le esigenze e spiegherà un momentino anche il progetto e tutto quanto. Nel qual caso qualcuno volesse avere ulteriori spiegazioni, metteremo in contatto direttamente col dottor Brambullo, che poi spiegherà tutto il resto, insomma, quindi massima disponibilità. Bene, grazie per averci presentato questa idea che vi è venuta e che appunto presto metterete in pratica assieme a tutti quelli che vorranno partecipare per queste mattine naturali a Corno di Rosazzo e dintorni, e poi guardando già i primi panorami già ci si rilassa solo a vedere quelle linee morbide, le vigne, lo splendido panorama che regalano queste zone. Grazie ancora da Emisil Marco e da Luca Brambullo. Grazie a Grazie a lei. Buona giornata a voi, noi invece ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità.